belle classi, tutti questi bei ragazzi, è sempre bello ritrovarmi con voi. Io di solito, dovete sapere, quando vado, a me piace, quando posso, passare nelle scuole a salutare i ragazzi, perché mi danno la carica, mi danno l'energia. Io torno nel mio comune a lavorare carica di positività, perché voi siete il futuro. Ed è per questo che siamo qui oggi, perché quello di cui parlerà questo spettacolo, e avete modo di vedere, di capirlo dopo, seguendolo, riguarda anche il vostro futuro. Fiera di Godega e siamo con il sindaco. Buona giornata, sindaco. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo. Allora, siamo alla fiera, lei ha lanciato poco fa dal palco di Confartigianato un bel messaggio, ha detto ai ragazzi, insomma, scegliete il vostro lavoro, ma fatelo magari scegliendo anche qualcosa che vi piace, è la cosa più importante. Sì, sicuramente sì, perché è importante che i ragazzi scelgano quello che a loro piace fare, quello per cui si sentono portati. Poi io raccomando sempre ai ragazzi di non scegliere l'omologazione dell'indirizzo di studio, cioè se sono più portati per un'attività ad esempio manuale, che la seguano. Ci sono tanti istituti che preparano i nostri ragazzi, è bene che seguano la loro strada, anche perché, come ho ricordato durante l'inaugurazione dell'antica fiera che è avvenuta sabato mattina, dietro anche i mestieri artigiani c'è l'amore, ci sono tanti valori ed è giusto anche continuare a preservarli attraverso queste attività. Sindaco, facciamo un bilancio di questa fiera, perché non per dare una sviolinata, ma mi pare che sia ulteriormente cresciuta, no? Finalmente. Sicuramente sì, è cresciuta a livello certamente di spettatori, di visitatori, perché insomma i numeri è evidente sono importanti. Ieri è stata una grande giornata, sabato anche c'è stata una grandiosa affluenza e anche oggi, e siamo fortunati anche per il tempo che è dalla nostra parte, l'affluenza è molto buona. Sicuramente è cresciuta anche a livello di espositori, cioè di numero di espositori e di presenze anche di tipologia di esposizione, quindi siamo contenti perché stiamo crescendo sempre di più. Confartigianato di Conegliano, siamo alla fiera di Godega con Severino Dalbò. Una rappresentazione teatrale per spiegare, per dire, come avete detto dal palco, che i giovani devono scegliere un lavoro artigianale, ma devono scegliere anche qualcosa che le piace. Sì, l'obiettivo di questa manifestazione, di questo evento, è proprio quello di far conoscere ai ragazzi i lavori artigiani che nel tempo si sono evoluti, sono cambiati e quindi la narrazione sicuramente è diversa. Sono lavori che sono innervati di tecnologia, di 4.0, di intelligenza artificiale e quindi spiegare a loro come è cambiato il lavoro dell'artigiano è una cosa che per noi è stata una missione, cioè ragazzi, siate voi i protagonisti delle vostre scelte, per fare questo dovete essere informati. Lo facciamo a Godega, dove il tema sicuramente è quello dell'agricoltura e con due testimonial che parleranno di agricoltura e di come l'artigiano entra in questo tipo di attività. Gli altri temi sono economia circolare e sostenibilità e quindi ecco che oggi il lavoro artigiano con queste caratteristiche è sicuramente un lavoro all'avanguardia. I ragazzi devono quindi scegliere quello che è il loro talento, quello che è la loro passione, quello che li renderà felici nel mestiere che andranno a scegliere e nella scuola che loro andranno a scegliere. Le classi sono le seconde e le terze medie, quindi il momento è quello propizio per dare a loro questo tipo di informazione. Il format è un format nuovo, alternativo, che è quello dello spettacolo e che si addice ad essere un po' più attrattivi nei confronti dell'attenzione dei ragazzi che ci stanno ascoltando. Ci mette passione e sta attento alla maggior parte dei dettagli. È sempre alla ricerca di un nuovo taglio di capelli. Purtroppo non è stato attento alla verifica delle prese elettriche. Mentre sta tagliando i capelli a un cliente, la presa comincia a fare scintille. Inevitabilmente il salone prende fuoco e Carlo, insieme ai suoi clienti, deve uscire dall'uscita di emergenza. I vigili del fuoco arrivano tempestivamente e riescono a domare l'incendio in tempo, salvando il locale e i clienti. Il vigile del fuoco spiega a Carlo che l'incendio è stato causato da un cortocircuito e consiglia di fare un intervento sull'impianto elettrico.
E ora siamo con Filippo Fiori, sempre Confartigianato, questa volta il mandamento trevigiano, o se si dice ancora così, e organizzatore di questa bella iniziativa qui alla Fiera di Godega. Sì, è un progetto che portiamo nei territori da un po' di anni come Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, e quindi ringraziamo Confartigianato Conegliano per aver proposto di portarlo per la prima volta qui nella Fiera di Godega, e che ha lo scopo di avvicinare l'artigianato ai giovani e far conoscere in questo caso i ragazzi delle scuole medie che cosa fa un artigiano oggi. Rappresentando quasi 9.000 imprese a livello provinciale, è chiaro che non c'è solo l'artigianato artistico, l'artigianato tradizionale che magari è un po' più noto al grande pubblico, anche ai ragazzi. L'artigiano oggi lavora in vari settori, realizza prodotti, manufatti molto diversi tra loro, vende servizi, e quindi vogliamo cercare di dare un'immagine aggiornata, soprattutto oggi parlando anche di sostenibilità, di economia circolare, portando sul palco due artigiani che raccontano come oggi si può essere protagonisti anche nella rivoluzione verde, nella transizione ecologica, nel realizzare prodotti che hanno una forte componente di sostenibilità. Due artigiani importanti, due donne tra l'altro, e poi vi siete affidati alla sicurezza degli alcuni, anche loro artigiani, perché molti dei cartoni animati a livello internazionale, a livello nazionale, sono degli alcuni fatti, come hanno detto loro, a Treviso, guarda un po', e molti magari non lo sapevano. Infatti gli alcuni sono artigiani appunto della matita, come si potrebbe dire, realizzano cartoni che sono esportati in tutto il mondo, e con loro la collaborazione è molto viva proprio per la capacità di sviluppare insieme, in collaborazione con Confartigianato, anche dei format e degli spettacoli interattivi come questo, che quindi permettono ai ragazzi di essere protagonisti, di non essere un pubblico a cui trasferire informazioni e che le ricevono in modo passivo, ma si appassionano, Di viverlo. lo vivono veramente, esatto, e quindi se lo portano dentro, lo ricordano, e questo è fondamentale perché è molto importante essere protagonisti attivi, elaborare in proprio, vivere delle emozioni, perché in questo modo si riesce a interiorizzare, appassionarsi e quindi portare dentro anche la causa, fra virgolette, dell'artigianato, e sentirsi potenziali artigiani, potenziali imprenditori e potenziali collaboratori di imprese artigiane in futuro. 3, 2, 5,